Su mastro fu di un uomine serio, sempre vestito de nieddu, in cravatta e baculino. Minci dristu, lo fentomaiamus. Una die Minci dristu, serio, sale sulla cattedra. Oggi, sul retro della scuola, pianteremo degli alberi di ginepro e questo spiazzo diventerà il parco della rimembranza. E ad ognuno di noi si assegnati un arvoretto che avremmo dovuto custodire come balilla guardia d'onore. Una mattina però una capra entra in suo barco di San Rimembranza e comincia a rosicare, a scorzare proprio il arvoretto mio. Oh, te danno! Ed io forse si fiodonto, o forse perché da bambino io avevo paura delle capre, non appido su goro de che la gazzare. Essa, corribecchina, si è mangiata tutto il mio alberello, tutto sì che l'ha mandicato. Se di apustesi, Minci dristu, ancora più serio, ma ganza a su braccio, mi distratto dal su banco, urlando: tu sei un traditore! Tu sei il traditore della patria! E mi licenziò da guardia d'onore con grandi paroloni, tutti naturalmente in lingua italiana. Io altrettanto naturalmente non capii i paroloni, ma da esadie, dal giorno, Deo mi intendo disonorato. E dallo stesso giorno, però, ho iniziato anche ad avere qualche riserva sul concetto di patria.